Buongiorno a tutti. Ecco, oggi un reportage del torneo di Gibilterra, Battle of Sexes, dove 10 giocatori stanno affrontando 10 giocatrici in una lotta agguerrita, dove le due squadre si spartiscono niente meno che 100.000 sterline, ovvero il vincitore, la squadra vincitrice si spartirà 75.000 sterline, la squadra perdente 25.000. Una bella differenza, no? Ovvero 5.000 sterline a testa per i vincitori, quindi tutti sono agguerriti. Ecco, oggi è il caso di due giocatori fortissimi, Stefanova Antaoneta, una delle giocatrici femminili più forti che ci siano, contro Haria Ravi. Di Stefanova va detto che in questo torneo è appena uscita da una quarantena in quanto positiva asintomatica al SARS-CoV-2 e quindi dopo la patta al primo turno è rimasta in isolamento, quindi non ha giocato i turni centrali del torneo. Dopo qualche giorno, poi quando la quarantena è finita, è tornata a giocare e sembra che la quarantena le abbia fatto bene perché da quando è tornata a giocare non ha fatto altro che vincere. E diciamo che anche il suo calcolo sta funzionando davvero bene e oggi ha fatto un trucco tattico bellissimo, meglio un controtrucco tattico bellissimo al suo avversario. Ciò è utile se pensiamo al calcolo in profondità. A volte pensiamo di aver calcolato abbastanza, come avrà pensato Haria Ravi in questa partita, invece il nostro avversario, la nostra avversaria, ha calcolato più di noi. Vediamo cosa è successo. Stepanova gioca D4 e 6 C4, cavallo F6, cavallo F3, D5. Adesso mosse come cavallo C3 o alfiere G5 o C per D porterebbero a un gambetto di donna. Un gambetto di donna rifiutato, ma G3, optando per l'apertura catalana. La catalana va molto di moda oggi, anche grazie al contributo di Magnus Carlsen, che l'ha giocata con grandissimo successo a Wilkens, proponendo idee nuove e geniali. Diciamo che in questo momento di grandissime analisi, dove i giocatori sono preparatissimi per sbilanciare e giocare per vincere, si cercano altre strade poco battute come la catalana, che implica lo sviluppo dell'alfiere in fianchetto. Alfiere 7, alfiere G2, arrocco. Ecco qua la strada diciamo, intrapresa dalla Stefanova e donna di 3 in questo caso. Una mossa poco comune, di solito si gioca a Rocco, il nero può prendere in C4, può non prenderlo. Diciamo che donna di 3 è una mossa poco giocata che inizia a difendere il pedone, si prepara ad arroccare per poi prendere il centro con cavallo di 2 e 4, cavallo C3 e 4, oppure B3, alfiere B2. Insomma, donna di 3 è molto flessibile. A questo punto ci sono varie idee, si potrebbe giocare con C6, con B6. Nero gioca con C5 per reagire al centro. Bianco arrocca. Nero gioca C per D4. Cavallo per D4. Ecco, a questo punto questa posizione non è da sottovalutare. Perché? Perché su D per C, donna per C, il centro è scomparso, ma il bianco ha l'alfiere catalano, ha l'alfiere che punta sull'ala di donna. Ciò significa che su cavallo C3, alfiere 3, torre D1, torre C1, la posizione, la posizione nera probabilmente crolla. Penso che in questa partita, se non mi ricordo male, l'avevamo proprio commentato una posizione simile, una partita di Nepomniachtchi, credo, contro un altro giocatore, non mi ricordo se si chiama Alexeyenko forse, nel torneo dei candidati, nell'ultimo torneo dei candidati, dove il suo inesperto rivale aveva giocato così da nero questa struttura, ma è stato travolto appunto dall'alfiere catalano, quindi
rimando appunto l'utente a vedere tale video, tale partita, penso Nepomniachtchi Aleksenko, dove appunto si vede molto bene come la posizione, nonostante la simmetria, questo alfiere che punta sull'ala di donna, la del alfiere passivo, la debolezza in B7, portano a nero un grandissimo svantaggio. E se nero gioca a cavallo C6, C per D, ciò potrebbe comportare la formazione di un pedone isolato, ovvero di una debolezza perenne nella posizione nera. Il nero giocò cavallo a 6 e l'idea è la seguente: dopo C per D, anziché giocare per D, il nero ha un'idea molto originale. Anziché prendere di cavallo, avendo il cavallo in A6 fuori gioco, il nero gioca cavallo B4 attaccando la donna per usare questo cavallo per prendere il pedone. Donna B3. A questo punto su cavallo per D5 il bianco potrebbe giocare in modo simile alla partita, torre D1 oppure già E4 prendendo spazio e poi torre D1 e cavallo C3. Il nero gioca prima E5, cavallo B5, cavallo per D5. Il nero ha preso il pedone, il bianco ha l'alfiere catalano che è molto forte, ma il nero ha giocato E5 e quindi è il centro. La partita è molto complessa. Se il bianco non sta attento, addirittura il nero con un maggiore spazio centrale potrebbe predominare. Il bianco gioca torre di 1 e il nero a questo punto si trova con pressione contro il punto in D5. Tutti i pezzi bianchi, ovvero molti pezzi bianchi, convergono attraverso tutte le linee contro questo cavallo, che è una debolezza. Il cavallo è anche inchiodato perché dietro ci sta la donna, quindi il cavallo non si può muovere. Ecco che Haria deve pensare come sottrarsi alla pressione appunto creata dalla sua rivale, dalla Stefanova, però sceglie e prepara un trucco sbagliato, un trucco che è il controtrucco. Ecco, in questo caso la mossa più potente per il nero sarebbe stata alfiere E6. Alfiere 6 fortifica la posizione del cavallo. È vero che non si fa niente per evitare l'inchiodatura, ma si crea anche un attacco raggi X contro la donna bianca. E su E4 il nero sta bene sia con cavallo C7 sia con cavallo F4. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Ora ovviamente c'è tutto in presa, la posizione sembra molto complicata, ma il nero è tutto ok. Diciamo che il bianco può iniziare catturando la donna o può spostare la donna creando così un attacco simultaneo, ma la posizione è comunque pari perché il nero sposta anche lui la sua donna, ovviamente non la lascia in presa, il bianco la cattura e ora il cavallo si muove con uno scacco intermedio. Il bianco può avvicinarsi al cavallo, ma dopo torre per C8, re per E2, sembra che il bianco abbia un pezzo in più, ma con alfiere C4 il nero riprende il pezzo, il materiale è pari e la posizione lo è anche tutto simmetrico, non so, alfiere C6 o un'altra mossa. E la posizione va sui binari della parità e della patta. Su alfiere 6 e 4, cavallo F4, anche dopo torre per D8, cavallo E2 scacco per dire re F1, alfiere per B3, la posizione si incamminerebbe verso una patta dopo per esempio A per B3, cavallo per C1, dove addirittura sì, si sta già semplificando tutto, no? Torre per, cavallo per B3, oppure addirittura forse questo alfiere potrebbe addirittura essere un po' passivo, oppure re per E2, alfiere C4, composizione simmetricissima e parità. C'era un po' da calcolare, però alfiere 6 era la mossa giusta. Però qua Haria crea un trucco interessante. Donna 5. Ma perché donna 5 lascia il cavallo in presa? Stato sprovveduto Haria? Non esattamente. Vediamo cosa succede. Se il bianco accetta la sfida, per esempio se il bianco gioca alfiere per D5, cavallo per D, ora il cavallo si può prendere in due modi. Ma dopo torre per D5 può seguire donna in uno scacco con attacco doppio su re G1, donna per C1. A questo punto la posizione bianca è pessima, perché? Perché innanzitutto tutti questi pezzi sono legati dall'inchiodatura, il re bianco non è molto ben difeso, si minaccia alfiere 6 e
Il nero sta meglio. Su torre di 1, per esempio, il nero può tornare indietro, poi alfiere 6, c'è pressione su tutti i punti e il nero ha indubbiamente un vantaggio. Dopo alfiere per d5, cavallo per d5, se il bianco prende di donna, torre di 8 è un'infilata spiacevole. Su donna b3, torre per d1, donna per d1, donna per b5. Il nero riprende il pezzo in meno, ha la coppia degli alfieri, soprattutto al bianco manca l'alfiere sacro in fianchetto, per dire su cavallo c3, donna c6, poi alfiere h3 oppure addirittura b6, alfiere b7 con pressione sulla diagonale. Il bianco sta indubbiamente peggio. Peccato che donna 5, la mossa scelta da Aria, ha un problema grave che la Stefanova sfrutta. Alfiere per d5, cavallo per d5, donna per d5, 2 punti esclamativi, incurante dell'infilata. Cosa aveva previsto la Stefanova? Probabilmente la Stefanova sicuramente aveva calcolato donna per d8, 2 punti esclamativi. Ora, donna per d8, donna per, alfiere per, il nero non ha guadagnato la donna, il bianco un pezzo in più, sviluppandosi vincerà il finale. In caso di alfiere per d8, a questo punto il materiale per ora favorisce il nero. Perché? Perché c'è soltanto il nero ha una donna in cambio di una torre e di un pezzo minore, che non sono un compenso sufficiente, ma la donna deve difendere l'alfiere che è attaccato dalla torre in una casa di matto del corridoio, quindi il bianco gioca b4, 2 punti esclamativi, e la donna non ha modo di mantenere l'alfiere difeso perché su donna c7 la donna in presa. Se la donna prende il cavallo, torre per d8 è la fine dei giochi perché è anche un matto del corridoio. Ovunque vada la donna, torre per d8 comporta la fine dei giochi. Dopo donna b6, torre d6, ancora la donna non ha dove andare per mantenere l'alfiere. Ciò significa che su donna per b5 o un'altra mossa di donna segue il matto. Su donna per d6, cavallo per d6, il bianco un pezzo in più e la vittoria in tasca. Così come se l'alfiere si sposta, non so, alfiere via, torre per b6 e per b6, poi il bianco termina lo sviluppo con vittoria tecnica decisiva. Quindi donna a 5 un errore, perché questa infilata con torre di 8 viene confutata dal sacrificio di donna, seguita da b4. Stupenda, no? Accortosi di aver sbagliato, rigiocò alfiere 6. A questo punto donna per b7, prendendo un altro pedone attaccando l'alfiere, torre di 8, alfiere di 2, per completare lo sviluppo, e si poteva volendo sviluppare questo cavallo, ma togliere il cavallo da b5 a volte imprese è più sicuro, e ora è solo questione di poco tempo prima che il bianco vinca, perché è un pezzo. Ora la donna torna per consolidarsi, a 3 per cacciare l'alfiere, e 4 con anche l'idea di giocare magari cavallo d5 e l'altro cavallo in c3, per g4 torre 1. Il nero potrebbe dare matto se portasse un alfiere in f3 e la donna in h3, ma non c'è tempo per un sistema, per un setup simile. Torre c8, re g2, controllando le case bianche. Donna 6 h3 scacciando l'alfiere. Alfiere 3. A questo punto il cavallo si svilupperà. f5 presa. Alfiere d5 sfruttando che il cavallo è inchiodato, ma re h2. Fiera 8, cavallo d2. E nero abbandona. Perché nero abbandona? Perché su donna b7, f3, il cavallo tiene il pedone, poi cavallo e4, murando questa diagonale, e ogni resistenza a questi livelli inutile. Diciamo che è un pezzo, anche la Stefanova ha preso un pezzo, ha creduto nel materiale e ha vinto, anche il nero ha creduto nel materiale perché qui infatti ha abbandonato, e sapendo ormai di perdere in modo matematico, la vittoria del bianco si otterrebbe con, anche magari cambiando le donne, no? Nei casi, però si otterrebbe appunto con un cambio di tanti pezzi, che anche donna b3, no? Cambiando le donne probabilmente vince. Col cambio di pezzi il bianco arriverebbe a un finale vinto. Quindi bellissimo ritorno della Stefanova, e quindi che in questo torneo ha ottenuto appunto una guarigione dopo che era stata male, e anche delle bellissime vittorie.
Vediamo come finirà il torneo e che squadra vincerà il grosso premio in palio. Grazie mille e alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!